Buongiorno da Ceregnano. Oggi comincia questo nostro viaggio nella provincia di Rovigo, questa straordinaria provincia che tutti amiamo, noi specialmente abitanti del Polesine. Andiamo a scoprire i cittadini di Ceregnano, il sindaco, qualche caratteristica, qualche peculiarità di questa cittadina nel centro della provincia di Rovigo, appunto. Andiamo. Io sono stato attratto dal giubbotto regolamentare. Com'è Ceregnano? Come paese, Se tu dovessi dire Ceregnano è? un paese calmo, tranquillo. Allora, calmo e tranquillo è un pregio o un difetto? O può essere sia un pregio che anche un difetto. E per te? Per me è un pregio. Di Ceregnano? Sì, Allora, come si sta qua? ci sta bene. Lei non cambierebbe Ceregnano neanche con Los Angeles? Oddio. No, Beh, comunque- sta bene, sì. Sì. Sta bene. Criminalità tranquilla? Sì, abbastanza tranquilla ancora per adesso. Sì. E i ladri qui è dappertutto purtroppo. Ma sono spesso qua presenti o? Io ogni tanto ti senti che Sì. ci sono, sì, sì. Un aggettivo per descrivere la sua città. Beh, allora, Ceregnano non è un unico paese, è un insieme di tanti paesi, ciascuno con la propria identità. Secondo me un termine che può sintetizzare la mia comunità è appunto comunità, cioè ogni paese ha la sua identità e questo senso di appartenenza è forte e porta tanto valore aggiunto, siamo ricchi di associazioni. Una città che ha tante anime. Ma io direi che più che tanti anime è una cosa conseguente ai campanili. I campanili visti da un certo lato sono positivi, visti da un lato sono negativi. È un paese che ha tante frazioni e anche grandi e ciò ha inciso probabilmente non in maniera positiva a che ci fosse più comunità e che il paese fosse concentrato. Pochi giovani. Pochi, poi non è che offra Tanto per i giovani, dice. tanto per i giovani, ma perché una volta c'era la società sportiva del calcio, anche quella a lungo termine è sparita, è scomparsa. Per gli anziani ce n'è, insomma, c'è il servizio sociale dopo che va anche un po', e questo è un fenomeno che si sta sempre più sviluppando, la necessità di un sostegno anche economico a persone all'interno di strutture, e questo purtroppo è un fenomeno che si sta incrementando velocemente ed è preoccupante anche questo aspetto, anche dal punto di vista finanziario, non lo nascondo. E abbiamo avuto un incremento anche delle spese in questo capitolo. Incrociamo le dita con Auro, con Rovigo capofila. Stiamo anche lavorando per una realtà di co-housing. Ci sono altri due comuni oltre a Ceregnano, che sono Costa e Villanova del Ghebo, con cui appunto stiamo progettando un co-housing rivolto a tutti i cittadini di Auro, quindi anche questo sarà un'importante opportunità che si svilupperà nei prossimi anni. Siamo in una realtà strategica rispetto a molti altri paesi che sono in zone infelici, potremmo avere quasi tutto, la comodità della città, poi la nostra tradizione storica, mi dispiace dirlo, ci siamo dimenticati che non abbiamo palazzi, ma solo nel territorio come noi ci sono quasi oltre una ventina di siti che superficialmente dimostrano che il territorio era anche vissuto dai romani dell'entroterra, e basti pensare a quello che si trova o che si è trovato, che peraltro in buona parte è il museo di Villadose, e per niente da fonti non certe, ma la maggiore interpretazione dice che Ceregnano deriva da Cerere delle Messi. Difatti rispetto alle reali circostanze la qualità dei terreni lo dimostra. Noi eravamo a ridosso della linea d'Ossobuono Chioggia alla ferrovia, una zona più rialzata, pertanto essendoci attorno zone similmente polodose, si coltivava il grano e si coltivavano le cose attorno a questa fascia. Di dove siete? Siamo di Villadose. Però Baffo, tu vieni qua. Guarda. Allora, tu che sei di Villadose, è meglio Villadose o Ceregnano? Beh, dico, adesso vivo a Villadose, Ceregnano vengo qualche volta, però Ceregnano è un bel paese. Ho lavorato tanti anni qua.